Amici di Fisra TV, appassionati di hockey, buonasera da Gabriele Pellizzaro e ben collegati in diretta dal Paladante. Questa sera la 18ª giornata del Girone A di Serie 2 che vede scontrarsi l'Hockey Trissino e il Central Palmer Scandiano, una sfida di alta classifica tra le due formazioni. Ragazzi di Boscaro che arrivano dalla vittoria dello scorso sabato contro il Valdagno nel derby della Valle di A2, che ha visto i trissinesi andare sotto allo scadere del primo tempo per poi reagire di orgoglio e offrire una prova di maturità nella ripresa, ribaltando quindi il risultato, portandosi così al quarto posto a -2 proprio dallo Scandiano, che invece deve ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro la capolista Breganze e contro il Precalcino. Già in campo le due formazioni, vediamo immediatamente i due quintetti. Rubega tra i pali per il Trissino con Fortuna, Tognetti, Lazzari e Boscaro. Dall'altra parte Vecchi tra i pali con Busani, Deinite, Ale Roccia e Santiago Herrero in panchina. Quindi Andrea Stefani, Beato Barbieri, Busani e Raveggi per il Trissino. Re Flaminio come secondo portiere con Carpinelli, Edolanario Ceretta e Giovanni Lanaro, direttore di gara. Giacomo Vischio, quindi come detto partita di alta classifica. Se il Trissino dovesse vincere passerebbe proprio lo Scandiano momentaneamente a quota 25. Ricordiamo poi che stasera si giocano tutte le altre gare del Girone A, con il Valdagno che affronta il Seregno, Mirandola Roller Bassano, Modena Breganze e Precalcino contro Tiene. Possesso ora della squadra di Enrico Mariotti. La prima conclusione Busani respinta da Rubega, e allora si distende il Trissino con Fortuna. Bravo il Scandiano a posizionarsi, bravo Fortuna a trovare Tognetti, che davanti a Vecchi non riesce a trovare la via del gol, ma ottima il filtrante di Luca Fortuna. Ottima la risposta anche del capitano nella squadra emiliana. Ancora Trissino, Fortuna riparte da Tognetti, blocco di Lazzari. Questa sera con la fascia da capitano assente Luca Di Qui Giovanni. Tognetti non riesce a passare il contropiede del Scandiano con la chiusura e poi il tiro tentato da Davide Deinite. La risposta da parte di Rubega. Ora Lazzari prende il tempo al 7 dello Scandiano, nessun contatto secondo Vischio, e allora riparte ancora la squadra di Mariotti con Roccia. Tognetti lo ferma commettendo il primo fallo della gara, punizione già battuta. Herrero finta, se la mette sul piatto e trova il gol di vantaggio. Passa sotto le gambe di Rubega e lo Scandiano in apertura trova il gol che la sblocca con la 12ª rete in campionato per Santiago Herrero, l'ex giocatore del Concepción. Porta in vantaggio la squadra ospite. E allora il Trissino deve reagire un'altra volta sotto la squadra di Boscaro. Lazzari, Boscaro, blocco di Fortuna, lo sfrutta lato corto, cerca di impensierire sul primo palo Vecchi, nessun problema, riparte il Scandiano con l'autore del gol, Herrero. Roccia per Deinite, ancora Herrero, porta palla ancora Ale Rocca nel mezzo. Rubega deve sbilanciarsi con la spalla e parare questa pallina velenosa da parte del 9 dello Scandiano. Lazzari, Fortuna, non c'è nessuno in profondità, si mette in proprio il 2 del Trissino. Retroporta attaccato e sterza, raddoppiato. Ancora Luca Fortuna, taglio di Tognetti e ricomincia Boscaro, ultimo uomo. Stringe Lazzari, lo cerca Boscaro, l'anticipo da parte di Vecchi che allontana il pericolo. Ancora Trissino con Lazzari che danza con la palla, dietro per Tognetti, rovescio, Vecchi risponde. Ancora Trissino, ulteriori 45. Boscaro, Fortuna sull'angolo, ricomincia da Tognetti, chiama il blocco il 5.
Ne arrivano due. La pallina sul primo palo, bravo Vecchi, e riparte veloce il Scandiano con la conclusione da fuori tentata da Busani, risposta pronta di Rubega. Si distende ancora la squadra di Boscaro con Fortuna che appoggia da Tognetti, ancora il 2 del Trissino che non controlla bene, prende palla poi Herrero, attaccato da Fortuna, ricomincia Deinite, Busani, retroporta sterza e ricomincia. Deinite carica il piatto, deviato poi da Tognetti e recupera Fortuna. Poi Tognetti si sgancia verso la metà campo avversario. Lazzari prende velocità, il lato corto dell'area, pressato da Deinite e ricomincia da Boscaro, ultimo uomo. Poi lascia palla a Tognetti, nuovamente Lazzari, finta al rovescio e gioca con Boscaro. Tognetti si muove bene il Trissino in campo, risponde però con attenzione lo Scandiano, pronto a ripartire. Ora in avanti con Busani, in arretrato verso Deinite, poi rimpallo che favorisce Herrero. Roca, Deinite, Herrero alza la testa e trova ancora il 7 dello Scandiano. Roca, ultimo uomo. Busani, altri 20 secondi per andare alla conclusione. Lo Scandiano, attenzione a questa pallina vagante in area di rigore. La risposta di Rubega sul tentativo da pochi passi di Herrero. Attenzione alla ripartenza di Tognetti, allarga verso Boscaro sull'angolo, retroporta per trovare Fortuna. Ancora Boscaro, movimenti in area di rigore, Boscaro in alza e schiaccia, Vecchi quasi se la ritrova lì, poi lascia palla, Roca velocemente per Herrero, bella la finta a cercare di disorientare Lazzari. Roca gli dà le spalle Fortuna, poi il diagonale in area di rigore, poi attenzione alla ripartenza, ma chiusura a dir poco perfetta quella di Herrero. Allora contropiede dello Scandiano, Herrero allarga per Busani che non controlla bene, ma ancora Scandiano in possesso. Deinite rischia qualcosa, Roca, Busani, lato corto, prova il rovescio, risponde presente Rubega. E poi Lazzari a calmare le acque. Si dispone ora il Trissino verso la metacampo avversaria. Tognetti lotta con l'altro numero 5 in campo, Busani. Tognetti in alza e schiaccia, poi pallina che passa, ancora Fortuna. Tognetti, la respinta di Herrero e diventa buona 3 volte. Tognetti non è riuscito a trovare la via del gol, il giocatore Scuola Breganze. Francesco Tognetti. Eccolo qui, e gioca dietro con Lazzari. Boscaro converge, ricomincia da Carpinelli, neo entrato al posto di Fortuna. Tognetti finta il piatto, trovato Carpinelli, prende velocità Boscaro, lato corto dell'area di rigore, contatto ed è penalty in favore del Trissino. Non ha avuto dubbi Giacomo Vischio. E allora 17:54 dal termine del primo tempo, il Trissino ha la possibilità di pareggiare i conti con questo rigore a suo favore. Ad incaricarsene sembra essere il capitano Gioele Lazzari. Per lui 3 rigori battuti in questo campionato di A2, 0 i gol. Vediamo se riuscirà a rifarsi questa sera. Ci proverà col piatto. Si attende il fischio. E la gran parata di Vecchi che dice di no a Lazzari. E allora si rimane sull'1-0 in favore dello Scandiano. Ora Boscaro ha spazio in area di rigore. In alza e schiaccia, non trova la via del gol. Ancora una volta l'11 del Trissino andare vicino al gol.
Si dimostra ancora una volta la difesa dello Scandiano, una delle migliori in questo campionato di A2, la migliore nel girone A, con 34 gol subiti in 15 partite. C'è stato un cambio anche per lo Scandiano, è entrato Lorenzo Barbieri con il 29 al posto di Busani, se non vado errato. Eccolo qui Barbieri, rovescio dalla lunga distanza che arriva ai pressi di Rubega, che poi è abile nell'allontanare la sfera. Altro cambio per il Trissino, entra Lanaro che cerca nel mezzo, scusate, Simone Ceretta. Ora attacca lo Scandiano con Deinite, allarga per Barbieri, movimento in avanti di Herrero, servito. Rocca, Barbieri, Deinite, Rocca, Deinite, palleggia bene lo Scandiano, quasi al limite dei 45 secondi. Rocca si muove, Deinite, viene servito il blocco di Barbieri, si chiude bene il Trissino e si ricomincia allora con Rocca in avanti verso Herrero e andrà a concludere, ci prova con questo passante verso l'area di rigore. Scadono i 45, pallina per il Trissino. Nove minuti passati, 1-0 il risultato. La firma dopo poco meno di 2 minuti di Santiago Herrero. Ceretta verso Lazzari, rovescio addosso ai parastinchi avversari. Herrero la domestica, dentro per Barbieri, vediamo se si chiude il triangolo, l'anticipo di Lazzari e il gol da parte di Barbieri, che trova quindi il raddoppio a 15:38 dal termine del primo tempo. Il 2-0 firmato da Lorenzo Barbieri, del sesto gol in campionato per lui. Una pallina che è rimasta nei pressi dell'area di rigore, il più lesto sotto porta il classe 2003 Lorenzo Barbieri, che quindi porta a +2 lo Scandiano. Negli altri campi invece Mirandola avanti 1-0 sulla Roller Bassano, 1-1 tra Modena e Breganze, e ancora 0-0 tra Valdagno e Seregno, così come nel derby vicentino tra Montego Precalcino e Tiene. Si ricomincia con il Trissino sotto di 2 reti dopo la ulteriore firma di Barbieri. Vediamo come reagisce la squadra di Denis Boscaro. Lazzari anticipato dalla stecca di Vecchi. Ceretta, trovato Tognetti. Lazzari, trovato Ceretta e ricomincia nuovamente da Lazzari. Attacca sulla destra, Barbieri, vincere il contrasto e poi Carpinelli. Tognetti, finta, riesce a saltare il proprio avversario, recupera Barbieri, la manda in avanti verso Stefani, ne ho entrato. E non si capisce Stefani con Rocca. Allora il Trissino può recuperare una nuova pallina, imbastire una nuova offensiva. Tognetti, Trissino che sembra prediligere l'attacco sulla destra. Molti gli attacchi da questa parte. Ora tiro velleitario tentato da Lazzari. Rocca, scusate, in avanti ad aver trovato Andrea Beato con il 10. Ora dialoga proprio con Rocca.
un po' lui che gestisce l'azione. La squadra di Mariotti, un metronomo, casacca numero 9. Ora il tiro, respinto corto da Rubega. Poi bravo Carpinelli a vincere il contrasto. Tognetti, Lazzari prende velocità il 9, si allarga proprio ancora una volta di rovescio, respinta corta da parte di Vecchi. Poi Rocca lancia a Beato, si chiude bene il Trissino e ricomincia. Barbieri, Stefani, Beato e ricomincia. Finta di Rocca, sguardo in avanti e Beato. Possesso palla prolungato per la squadra di Mariotti, che ora attacca con Barbieri. Belle le finte, Barbieri in mezzo a tutti, bravo Rubega con il casco a dire di no. Pallina messa nel mezzo, non c'è nessuno della propria squadra, allora Ceretta recupera e si va verso Lazzari. Pronto anche Edolanaro per il Trissino. Ceretta, tutto chiuso lo Scandiano, sempre a ricominciare da dietro. Tognetti larga verso Lazzari, 12 secondi per andare alla conclusione. Ci prova ora con Tognetti il Trissino, lato corto dell'area, finisce la pista e ora sull'angolo. Poi Lazzari e scadono i 45 secondi disponibili al Trissino. Quindi lo Scandiano può ripartire con Barbieri e Rocca. Beato lungo la sinistra, centralmente si fa vedere Stefani, stringe Barbieri, sterza Beato, eccolo il 29. Si alza il Trissino sul tiro del giocatore autore del gol del 2-0. Eccolo qui, ancora una volta non perfetto Rubega, riesce comunque ad allontanare. Poi Rocca in mezzo a tutti, Rocca guarda l'arbitro, tutto buono, riparte il Trissino velocemente con Ceretta dentro per Carpinelli che trova la sfera ma non via del gol. C'è anche fallo da parte del 4 trissinese, stecca alta come facendo Giacomo Vischi. Ora time out chiamato da Boscaro, 2-0 il risultato a 11:30 dal termine. Le reti di Santiago Herrero e di Lorenzo Barbieri. Si ricomincia quindi con possesso per gli uomini di Mariotti, in campo con Beato, Barbieri, Rocca e Deinite. Nessun cambio quindi, così come per il Trissino, Carpinelli, Tognetti, Ceretta e Lazzari. Ancora in piedi Lanaro sulla balaustra. Barbieri viene a bloccare Beato, libera il piatto il 29, respinge Lazzari. C'è Stefani completamente libero, ancora poi il Scandiano che ci va vicino con Beato, si arrabbia Denis Boscaro con i suoi, marcature troppo morbide da parte della difesa trissinese. Ceretta fa tutto il campo, poi non riesce a sorprendere sul primo palo Vecchi. Stefani verso Beato, ricomincia da Barbieri,
Rocca lascia palla al 29, poi sbaglia il passaggio verso Stefani, recupera il Trissino con Tognetti che prova il diagonale, pallina larga. Poi Lazzari sul retroporta, ricomincia da Carpinelli. Non trova lo scarico e allora ricomincia da Lazzari, ultimo uomo, sempre sulla destra, però c'è un contatto irregolare. Secondo fischio. Sarà punizione dalla tre quarti in favore del Trissino. Con Carpinelli e Lazzari la battuta ci fa vedere Tognetti, servito. Poi non si riesce a chiudere il triangolo con Carpinelli, allora Lazzari scende sulla destra, pallina nel mezzo, la stecca di Vecchi da anticipare. Si prende anche gli applausi nella propria panchina. Rocca. Stefani. All'indietro Beato. Sterzata di Rocca. Lato corto, poi tenta l'accompagnata sul primo palo, poco alta, sopra la porta, difesa da Ale Rubega. Ora Ceretta per il Trissino. Lazzari. Si muovono in area di rigore Tognetti e Carpinelli. Lazzari prosegue la retroporta. Eccolo Lanaro, è entrato ora al posto di Ceretta. Carpinelli rischia qualcosa sull'attacco di Beato. Ancora il 4. Poi Lanaro, provato Tognetti sul retroporta, deve inventarsi qualcosa il 5. Lazzari come ultimo uomo, 5 secondi. Rovescio sporcato che non finisce per lo specchio della porta, difeso da Vecchi. Allora possesso per lo Scandiano. Beato, trovato dietro porta Stefani, lascia sul posto Lazzari. Rocca. Barbieri, blocco sfruttato, lato corto, pallina nel mezzo, Lazzari, Rubega a pulire la propria area. Ancora Scandiano, Stefani si muove molto bene la squadra di Mariotti, gioca coi blocchi sulla tre quarti per poi liberare il tiro dei suoi compagni. Ora ci prova una lunga distanza Barbieri, ora recupera a sua volta Lanaro, poi Tognetti, il contatto con Barbieri, fallo, punizione battuta. Lazzari a cercare Tognetti, poi Beato, Rocca la mette giù e la restituisce al 10 ex Mirandola. Rientra in campo Santiago Herrero, argentino, autore della prima rete nello Scandiano questa sera. Beato, salta Tognetti, attacca sulla destra, giro della porta, Lanaro a tenerlo lontano dalla propria area di rigore. Stefani non arriva giusta sulla stecca questo passaggio di Beato, recupera a sua volta il Trissino con Lanaro che poi allarga da Lazzari. Non ci sono movimenti in area, Lazzari si mette in proprio, deviazione Beato. Poi Mariotti che addirittura indica a Stefano di andare in avanti ad occupare l'area di rigore avversaria. Rocca, 6:50 al termine del primo tempo. Herrero, blocco di Stefani, se lo perde quasi Carpinelli. Rocca non è riuscito a servirlo il 6, ex giocatore del Vercelli. Beato, Vercelli, Novara, e qui il gol da parte dello Scandiano. L'ultima deviazione sotto porta da parte del 77 Santiago Herrero, che quindi trova la doppietta personale, 3-0 dello Scandiano. E ora per il Trissino si fa dura a 6:30 dal termine della prima frazione di gara.
Sotto 3-0 il Trissino, che quindi ha una bella montagna da scalare per riuscire a conquistare il terzo posto in classifica, che ora sembra ben saldo tra le mani dello Scandiano. Boscaro è rientrato in campo dopo quest'ultimo time out al posto di Carpinelli. Portapalla all'11. Lanaro, sguardo nel mezzo e ricomincia. Tognetti. Ancora Lanaro. Allarga verso Lazzari, si fa vedere in area di rigore. Edo Lanaro, anche lui scuola Breganze. Giocato 1-1 anche nel Monza. ...45 secondi che terminano. Ancora una volta per il Trissino. Allora, altra rimessa in favore degli uomini di Mariotti. Rocca esce dalla propria metacampo, stringe Stefani. Rocca in mezzo a tutti, cerca il contatto, non secondo Vischio, riparte veloce il Trissino, 4 contro 3. Boscaro cerca il tunnel, lo ferma Santiago Herrero, che poi rilancia verso Rocca. Stefani, inserimento di Herrero, ricomincia da Beato. Rocca si fa vedere dietro porta Stefani, eccolo servito, attaccato da Lanaro, anche da Boscaro, commette fallo quest'ultimo. Terzo fallo di squadra del Trissino contro il 2 dello Scandiano, che ora va alla conclusione. Ancora una stecca di Santiago Herrero. Rimessa in gioco per gli uomini di Boscaro. Lanaro. Edo Boscaro. Lanaro. Attacca la porta Lazzari. Cerca il tocco. Il capitano non riesce a dare forza alla conclusione. Ora ci prova invece Boscaro, che colpisce in pieno Tognetti. Poi Herrero verso Stefani, che al volo non trova il tocco giusto. Riparte veloce il Trissino. Boscaro e Tognetti, chiuso il 5 dal ritorno perfetto di Herrero, poi cade e commette fallo. E ora Tognetti lascia posto a Luca Fortuna. 4:15 al termine del primo tempo. Trissino che cerca quantomeno di trovare la via del gol per andare in spogliatoi, nello spogliatoio con un'altra mentalità. Fortuna. Lanaro. Boscaro. Finta il piatto e trova Fortuna. Serie di finte del 2. Poi Beato con il fisico a fermarlo. Dialoga dietro porta con Boscaro. Cerca l'assist, buona l'idea. Bravo anche Rocca ad intercettare e far ripartire Stefani, che si allarga sul piatto. Ricomincia da dietro. Beato velocemente da Herrero. Beato. Portapalla a 10 sulla metacampo avversaria, permettendo così l'ingresso in campo da parte di Deinite. Ora riparte il Trissino con Boscaro, che tocca male. Lazzari riesce ad andare da Fortuna. Poi però scadono i 5 secondi di gioco passivo. Logicamente lo Scandiano non ha fretta di andare a battere la punizione velocemente. Rocca. Beato. Lungo la linea di metacampo il 10. Deinite. Rocca controlla male. E allora Fortuna porta palla nella metacampo avversaria. Cambio gioco. Lazzari si fa vedere centralmente. Lanaro ignorato. E allora Boscaro a trovare Fortuna. Lazzari. Boscaro. Schiacciato lo Scandiano. Chiamato time out da Enrico Mariotti. Lazzari ricomincia.
Boscaro proprio dall'interno della propria area di rigore di prima. Herrero ad allontanare Lazzari, Lanaro, forse aveva lo spazio per il tiro, si prova invece Boscaro senza trovare fortuna, ma ancora una volta è Trissino che arriva al limite dei 45 secondi senza però far male più di tanto a Vecchi. Manca un po' di incisività agli uomini di casa. Lanaro, poco sbagliato, recupera velocemente lo Scandiano che ora si trova con Stefani e scusate Deinite che sfiora il poker nel primo tempo. Errore di Lanaro, ha regalato un contropiede allo Scandiano. Fortuna cerca di farsi vedere Boscaro, marcato stretto da Rocca. Blocco di Lanaro e poi Deinite a farla sua, che prova la conclusione sporcata dai parastinchi di Lazzari. Ancora Scandiano in possesso con Beato. 90 secondi al termine del primo tempo. Scandiano che conduce 3-0. Ora sbaglio il controllo a Deinite. Vediamo come si distende ora il Trissino, che ha avuto una buona percentuale di possesso soprattutto nella metacampo avversaria, senza però trovare l'incisività o quantomeno creare grandi disagi a Vecchi. Un po' timida a livello offensivo ora il Trissino, che perde un'altra pallina. Ora Herrero cerca un alza e schiaccia, chiude bene la difesa. Ancora Rocca, ribattuta, allora 2 contro 2. Lazzari e Boscaro, preferisce ricominciare. Ultimo possesso per il Trissino, che può andare anche all'ultima conclusione. Lazzari, rovescio, rimpallo, fortuna. Poi Herrero a dare fastidio. Boscaro, controllo a seguire, fermato. Allora l'ultimo contropiede ce l'ha il Scandiano. Deinite, pallina nel mezzo con Herrero che non riesce a trovare la tripletta. Poi il fallo commesso da Fortuna e a poco meno di 7 secondi dal termine del primo tempo il time out chiamato da Enrico Mariotti. Storico giocatore della nazionale italiana, ha vinto di tutto e di più con tante squadre in cui ha vestito la maglia. Lui che è cresciuto nelle giovanili del Grosseto, poi trasferito a Reggiana, Vercelli, Monza, Seregno, Novara, poi l'unico italiano a vestire la maglia del Barcellona per 3 stagioni. È passato a Reus, ritorna poi in Italia nel 2001 con il Prato, poi Follonica, Bassano, altra avventura in Spagna con prima Voltregà, poi Villafranca e poi il ritorno in Toscana col Castiglione, poi Viareggio e chiude la carriera da giocatore con il Forte dei Marmi. Vinto di tutto, 10 campionati italiani, 10 Coppa Italia, una Coppa di Lega, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Europa League e 2 campionati spagnoli. Termina il primo tempo tra Trissino e Scandiano. Centro Palmer avanti 3-0 grazie alla doppietta di Santiago Herrero e il gol di Lorenzo Barbieri. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Trissino e Scandiano.
Eccoci ricollegati in diretta dal Paladante per il secondo tempo tra Ok Trissino e Centro Palmer Scandiano, squadra di Enrico Mariotti avanti 3-0 grazie alla doppietta di Herrero e la marcatura di Barbieri. Trissino invece che ha creato tanto in fase offensiva, mantenendo un gran percentuale di possesso palla, però un po' timido nelle parti di Vecchi. Vediamo come reagisce in questo secondo tempo con Ceretta, Tognetti, Lazzari e Boscaro contro Herrero, Busani, Rocca e Barbieri. Rocca che di fatto non è mai uscito in nome dello Scandiano, che come detto già nella prima frazione di gioco è un po' il metronomo di questa squadra. Busani, Barbieri alza la testa e trova Herrero. Busani, scambio con Rocca, aspetta il blocco di Herrero e poi ricomincia. Poi Tognetti ad anticipare l'azione dello Scandiano. Poi pallina che esce dal rettangolo di gioco a solo 2 secondi. Lo Scandiano per andare alla conclusione. Barbieri ci prova, andando largo. Lazzari con Boscaro che scende sulla destra, pallina arretrata, però c'è un fallo in attacco da parte del Trissino. C'è stato anche un cambio in porta per la squadra di casa. Il Re Flaminio a difendere al posto di Rubega. Herrero tocca all'indietro, Barbieri. Rocca prende velocità il 9, sterza e trova da fuori dai blocchi difensivi Busani. Barbieri attacca sulla destra, pallina nel mezzo, serie di rimpalli, poi Busani. Barbieri, si ricomincia, Rocca in accompagnata larga rispetto alla porta difesa da Re Flaminio. Rocca di prima, Flaminio quasi se la ritrova lì, pallina nel mezzo, bravo Ceretta, vince il rimpallo, si inserisce Lazzari, lo cerca il 7 e poi di fatto regala palla allo Scandiano. Busani, Herrero trova in avanti, scusate, Barbieri trova in avanti Herrero, poi Busani stringe Rocca, poi Lazzari fare il suo la palla. Boscaro libero, Tognetti da questa parte. Boscaro saggiamente preferisce andare nella metacampo avversaria, uscire dal gioco passivo e ricominciare una nuova azione. Tognetti cerca il tunnel su Vecchi, non si deve impegnare più di tanto il numero 1 dello Scandiano. Rocca, tanto spazio per Busani, poi Rocca scambia ancora con il 5, allarga il gioco verso Herrero, stringe Barbieri, lato corto dell'area di rigore, raddoppio, ricomincia, spazio per il piatto di Barbieri, poi pallina che finisce sulla stecca di Busani e riparte da dietro, blocco sfruttato da Barbieri, ancora Busani. Rocca, Barbieri sterza e poi Boscaro a recuperare una buona pallina. Tognetti, ancora Boscaro attaccato, porta via palla Herrero, punta in 1 contro 1 Lazzari, poi Busani nel mezzo, Re Flaminio rischia qualcosa, Lazzari poi intercettare, pallina che esce dal campo, sarà lo Scandiano a rimetterla in gioco. Busani cerca il tunnel su Ceretta che recupera, poi cerca di ripartire velocemente il 7, sterza, poi Herrero la recupera, finta il piatto e allarga non precisamente verso Busani, poi Boscaro in contrasto e qui attenzione al blu
verso Barbieri. Protesta da parte di Busani, Giacomo Vischio non ha dubbi. E allora il Trissino ha la possibilità di riaprirla dopo 4 minuti dall'avvio del secondo tempo. L'incaricato è Francesco Tognetti. Miglior marcatore del Trissino in questo campionato, il classe 2008. Per il Trissino, pensate, 11 punizioni di prima in questo campionato, solo un gol. Quello di Luca Di Qui Giovanni, è entrato dei Nite, dando per lo Scandiano, tutto pronto per il tiro diretto. Tognetti contro Vecchi. Parte il 5. Innalza e schiaccia, bravo Vecchi a dire di no. Allora prosegue il record negativo del Trissino nei tiri diretti. Ora può gestire il power play con Boscaro, Lazzari, Tognetti e Ceretta contro Deinite, Rocca e Santiago Herrero. Ora recupera il 9 all'attacco Tognetti, raddoppio, si gioca nell'altro angolo, arriva Lazzari a 1000, vince il rimpallo Deinite e poi colpisce in pieno Lazzari nel rilanciare la sfera. Colpito nel petto il capitano della squadra di casa Vischio, chiama calma. Sembra star bene il 9 di casa. Alza la testa, trova Tognetti, lato corto dell'area. Lazzari deve muovere più velocemente palla il Trissino per scardinare la difesa messa in campo dalla squadra di Mariotti. Prova il rovescio Lazzari. Tognetti sul retro della porta, dialoga con Boscaro. Lazzari addirittura sulla linea di metà campo, un ultimo uomo, si dispone quasi a rombo. 10 secondi, il tentativo, il gol del Trissino con Ceretta che buca sul primo palo Vecchi e accorcia le distanze. Simone Ceretta, il terzo gol in campionato per il 2008. E allora può rientrare in campo il quarto di movimento dello Scandiano Deinite. 3-1 a 20 dal termine. Pronto, anzi no, c'è stato un cambio. No, è pronto a entrare anche Carpinelli, se non vado errato, per il Trissino. Attenzione a Rocca. Busani. Vediamo se questo gol può riaccendere la fiammella al Trissino, che come detto è stato poco incisivo sotto porta. Qui attenzione al è rimasto a terra il giocatore dello Scandiano Deinite nell'ultimo contrasto con Boscaro. Bello anche il cenno d'intesa tra i due. Si riparte da un ingaggio a 2 dopo che la pallina ha toccato il soffitto del Paladante. Lazzari e Herrero per la mano il giocatore dello Scandiano. Poi Deinite viene chiuso da Ceretta. Busani. Deinite, scusate, Herrero, eccolo il blocco di Deinite. Poi Ceretta, retroporta
andare a disturbare il possesso dell'argentino. Rocca, Busani, ancora Rocca, gioca con Herrero sul retroporta, deve inventarsi qualcosa l'argentino, ricomincia da dietro dal piatto di Deinite, raso terra di pallina che rimane lì, bravo Re Flaminio 2 volte a rispondere, presente sugli attacchi emiliani. Poi Boscaro sbaglia la misura del passaggio verso Tognetti, non lo fa, invece Rocca che trova un bel corridoio verso Deinite, poi scarica il rovescio sul guantone di Re Flaminio. Poi Letrissino sulla metà campo avversaria con Lazzari, accompagna la sfera e la lascia a Ceretta. Giro della porta del 7, spazio per il rovescio che finisce fuori rispetto ai pali difesi da Vecchio. Recupera palla Boscaro, cerca di rientrare, nessun contatto, qui Tognetti, serie di rimpalli, ci prova Boscaro con questa accompagnata, quasi prendeva in controtempo Vecchi. Ora Busani stringe Herrero, Deinite lo cerca, respingono invece i pattini del difensore trissinese. Busani, Deinite, il 7 allarga verso Rocca, controllo con una mano, sempre al limite dei 45 secondi lo Scandiano. Ora ci prova con questa imbucata verso Busani, difende bene palla, una serie di contrasti sotto gli occhi di Vischio, tutto buono, e poi recupera Tognetti, cerca di tagliare il campo, allarga verso Boscaro, scusate, Ceretta, no, è Boscaro che poi prova l'accompagnata, finisce larga, poi in contrasto con Rocca, rimane alto il pressing trissinese, cerca di uscirne Rocca. Busani, spalla alla porta, Rocca, Deinite, Deinite prova il piatto con i gambali, Re Flaminio, ora Tognetti, riesce ad andare da Ceretta, allora potenziale 2 contro 2, non ha supporto il 7, allora deve ricominciare, ma ancora una volta il Trissino che ha possibilità con Ceretta, e qui Deinite che chiude, e poi veloce lo Scandiano a ripartire con Busani e Herrero che prova il piatto sui parastinchi del portiere trissinese. Allora 3 contro 2 in favore del Trissino, allarga Boscaro, poi la conclusione tentata da Ceretta, allora Deinite può andare verso la porta di Re Flaminio che gli dice di no, e l'altro numero 7 in campo, ancora Deinite, contrasto ed è fallo da parte del Trissino. Eccolo l'ingresso in campo di Carpinelli, serie di contropiedi. Ora anche cambi, rientra Stefani nel posto di Busani e Beato per Deinite, Rocca ed Herrero a completare il quartetto esterno. Ancora l'argentino, questa volta Re Flaminio lo anticipa sul suo palo. Tognetti, provato in avanti Carpinelli. Finta il piatto, se la mette sul rovescio Tognetti. E poi cerca l'accompagnata senza trovarla, vede il gol nella classe 2008. Stefani, pallina che finisce sulla stecca di Herrero. Prima giocata all'indietro, la mette giù Rocca, piatto e poi Ceretta. 14:50 al termine, 3-1 il risultato, sempre in favore dello Scandiano, maturato di fatto tutto sul primo tempo con il gol il Trissino in questo secondo, con Boscaro in apertura.
Tognetti, il piatto addosso ai parasstinchi avversari, poi pallina che esce. Negli altri campi il Valdagno avanti 3-1 sul Seregno, 4-2 del Roller Bassano sul Mirandola, così come il Breganze sul Modena, 3-0 invece del Tiene ai danni del Precalcino, campioni della Coppa Italia di A2 che proseguono sull'onda dell'entusiasmo dopo che la settimana scorsa hanno battuto il Breganze, prima sconfitta stagionale per i rossoneri, e poi questa vittoria sul Montecchio Precalcino che dà ancora più fiducia agli uomini di Retis. Rocca ricomincia, Stefani velocemente da Beato, elastico, prende velocità l'ex giocatore di Vercelli e Novara. Rocca, Beato, il piatto, poi scadono i 45 secondi, pallina che finisce sulla stecca di Lanaro, un altro cambio, esce Ceretta ed entra Luca Fortuna. Eccolo qui il 2 che prova il rovescio, che finisce largo. Ora Deinite scusate, Stefani, finta Stefani, trova il piazzato sul secondo palo, 4-1 dello Scandiano. Una bella discesa da parte del classe 2005, 12 in campionato per lui, ed è 4-1 per il Centro Palmer. Si ricomincia, Trissino sotto di 3 lunghezze a 12:55 dal termine, e poi ora Vecchi si deve distendere sul tentativo di Lanaro. Un Tristino che tutta questa partita fa un po' di fatica a trovare spunti in zona offensiva, sicuramente anche a causa di uno Scandiano che fa della difesa uno dei suoi migliori pregi, con il gol subito questa sera. La squadra di Mariotti è a quota 35, confermandosi scusate, a 38, confermandosi comunque la miglior difesa del girone A di A2. Tognetti cerca l'imbucata su Fortuna, chiude bene lo Scandiano, riparte con Rocca che lascia palla a Beato, allarga per Herrero, passaggio arretrato per il 77, allora si ricomincia. Stefani, Rocca, Beato scende sulla destra il 10, serie di finte, lascia palla a Stefani. Rocca, pallina nel mezzo, non c'è nessuno a deviare il tiro velleitario da parte del 9 dello Scandiano. Tognetti, Lanaro, stringe Fortuna, continua questo cambio gioco ma si non trova profondità, sempre costretto a ricominciare. Carpinelli, trovato Tognetti,
attaccato da Beato che lo tiene nell'angolo, poi prova il sottogamba. Vecchi non si fa sorprendere sul primo palo. Herrero, Beato allarga per Stefani, trova in corsa ancora l'argentino, autore di una doppietta questa sera. Beato nasconde la pallina sulla marcatura di Fortuna, poi serie di contrasti in area di rigore, prende velocità Stefani, cerca nel mezzo Herrero, poi il raddoppio di Lanaro e Carpinelli che non porta al risultato sperato. Herrero ha tentato, poi la schiaccia su Flaminio che si è fatto trovare pronto, recupera palla ora Stefani che la difende, poi su Tognetti. Herrero converge e ricomincia. Rocca, manca un po' di aggressività al Trissino anche nel recupero palla, un po' passiva la squadra di Boscaro che lascia giocare il Trissino in questo secondo tempo. Carpinelli per Lanaro, nel respinto della sua conclusione, ancora il 6, dialoga con Carpinelli. Lanaro, dato corto, poi Fortuna non trova il tocco giusto, ancora il numero 2, staziona dietro la porta di Vecchi, poi tenta l'alza e schiaccia e Lanaro nel tapin non riesce a spingerla dentro. Stefani, non controlla bene il numero 6, allora Fortuna la fa sua. Lazzari, ancora il 9, Lanaro rischia qualcosa su Barbieri e allarga poi da Fortuna, lato corto dell'area di rigore. Beato lo attende, usa anche le mani, poi Carpinelli cerca di fare da perno, poi recupera Stefani e poi Beato, eccolo, una fretta di attaccare la squadra di Mariotti che ora chiama il time out. Beato attacca sulla destra, trova in profondità Stefani, trova lo spazio giusto per servire il 10. Allora lo Scandiano ha ulteriori 15 secondi per andare alla conclusione. Stefani, Beato, Rocca, il tocco di Stefani in area di rigore dopo il passante di Rocca. Attacca ancora lo Scandiano, scende Rocca sulla sinistra, sguardo nel mezzo, Barbieri, Stefani, possesso palla prolungato degli uomini di Mariotti. Stefani, e qui Flaminio riesce a parare, riparte il Trissino con Lazzari, cerca di attaccare la porta, bravo Barbieri a spingerlo sulla sponda. È entrato Giovanni Lanaro, eccolo qui il 12, dialoga con il fratello Edo. Poi perde una brutta pallina 2 contro 1 con Beato che trova Barbieri davanti a Flaminio che gli dice di no, poi nella ribattuta ancora Re Flaminio a parare e poi pallina che esce dal rettangolo di gioco. Sarà time out chiamato da Enrico Mariotti a 6:24 nel termine della gara.
6:24 al termine, ancora 4-1 il risultato a favore dello Scandiano, che sta gestendo questo vantaggio, continuando ad avere il possesso palla. Cristiano già da un po' che non si affaccia in maniera pericolosa dalle parti di Vecchi. Barbieri, rimpallo che favorisce Lazzari e appoggia da Lanaro. Lazzari, Giovanni Lanaro, Lanaro prova il piatto, respinto dalla difesa dello Scandiano. Allora Beato, Cristiano che ha fatto molta fatica a trovare iniziativa, molti tiri provati dalla lunga distanza, quasi sempre respinti. Fortuna non riesce ad anticipare Rocca. Stefani difende bene, pallina in mezzo a tre, bravissimo qui il numero 6. Poi Beato scarica da Barbieri che prova il piatto, fuori dalla porta difesa da Re Flaminio. Poi Giovanni Lanaro allarga la palla verso il fratello Edoardo. Lazzari, Lanaro scende sulla destra, prova il compagno. Allora Lazzari, piatto, poi rimpallo tentato da Edoardo Lanaro, pallina che finisce fuori dalla pista. Ultimo tocco è dello Scandiano. Allora punizione dall'angolo basso. Lazzari, anticipato da Beato. Altra iniziativa che non va a termine per il Trissino. Poi Fortuna la mette giù, 3 contro 3 e allarga da Lanaro. Lazzari verso Fortuna dietro porta, staziona, trova lo scarico, ora scambia con Lazzari, serie di rimpalli, poi Vecchi riesce ad allontanare Barbieri. Stefani taglia il campo, spazia per Beato. Rocca, Barbieri ricomincia, blocca male ancora una volta la palla Stefani. Allora gioco passivo per lo Scandiano. Fortuna tocca palla verso Lanaro. Eccolo Lazzari. Edo Lanaro stringe in mezzo al campo, ma lo spazio per il tiro. Allora si rifugia dal fratello. Lazzari, Fortuna centralmente, si fa vedere Lanaro, preferisce ricominciare dalla velocità di Lazzari che cerca di scendere sulla destra, contrastato da Stefani. Ancora Lazzari che cerca di fare tutto da solo. Contrasto regolare, secondo Vischio. Poi Rocca disorienta Fortuna, poi scadono i 10 secondi di gioco passivo. Time out chiamato da Denis Boscaro. 2:43 al termine della gara, 4-1 il risultato, mentre nelle altre piste Valdagno avanti 3-1 sul Seregno, 5-2 del Roller Bassano sul Mirandola, 4-4 tra Modena e Breganze. Tiene invece vantaggio 4-2 sul derby contro il Precalcino.
Si ricomincia, altro possesso per il Trissino con Ceretta che riesce ad andare verso la conclusione tentata da Lanaro che finisce alta. Rocca, finta su Ceretta, 3 contro 2, allarga per Herrero, poi respinge Lanaro, riparte il Trissino, passaggio sbagliato di Boscaro verso Ceretta che comunque riesce ad averla meglio. Tognetti, pallina nel mezzo, recupera Herrero, non ha fretta di attaccare, ora il Trissino in pressing in questo finale. Lanaro non trova lo spazio per il passaggio, recupera Beato a 100 secondi dal termine, contrasto con Boscaro, irregolare. Settimo fallo del Trissino contro i 3 dello Scandiano. Time out chiamato da Maniotti. Herrero preferisce mandare la palla in avanti, allora recupera il Trissino a 1:20 al termine. Boscaro verso Lanaro, il blocco di Tognetti, Lanaro lo cerca, passaggio sbagliato da parte del 12, poi Herrero, bella la finta, saltare Ceretta, pallina nel mezzo a cercare Barbieri, ora sulla sponda, contrastato da Tognetti in maniera regolare sotto gli occhi di Vischio. Poi bravo Herrera ancora una volta a rientrare e dare una mano a livello difensivo. Lanaro, rimpalli, poi sterza, va a bloccare Boscaro, poi difende palla sulla sponda Giovanni Lanaro commettendo fallo. Rocca, 40 secondi al termine, sul pressing di Boscaro, deve mandare la pallina in avanti e trova Beato, no, poi pallina che percorre tutta il retroporta. E allora ancora Trissino in questo finale. Boscaro, pallina nel mezzo, non c'è nessuno pronto a mettere la pallina dentro. Rocca invece dall'altra parte vuole prendersi la gioia del gol. Bravo Re Flaminio a contrastare. Ultimo attacco, Tognetti sbaglia il passaggio e allora con Rocca che tenta l'ultima conclusione termina la partita. Centro Pammer Scandiano, sbanca il Paladante, 4-1 il risultato finale grazie alla doppietta di Herrero, ai gol di Barbieri e Stefani. Per il Trissino invece la marcatura di Edo Boscaro, mentre il Valdagno ha battuto 3-1 il Seregno. Andando velocemente a guardare la classifica,
Lo Scandiano scappa quindi a +5 proprio del Trissino, che rimane ferma a quota 23, quarto posto in classifica, appaiato al Montecco Precalcino. Andando a vedere i prossimi incontri delle due squadre, il Trissino sarà ospite dell'Hockey Tiene, mentre il centro Palmer Scandiano di Enrico Mariotti ospiterà il Y Sport Valdagno. Quindi dal Paladante è tutto. Scandiano che ha avuto la meglio sul Trissino per 4-1. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.